Salomon non aveva neanche finito di fevelà che dal ciel al plombaiù il fuoco, che al consomà l'olocausto e che s'atris vittimis, biel che la gloria dal Signor e emplava il templi. I predis non potevano entrare al templi, perché che la gloria dal Signor lui emplava. Tutti i figli di Israele, quando avvioderin avveniu il fuoco e la gloria dal Signor sul templi, si buttarono con la muse partiere sul pavimento, a adorarin e laudarin il Signor, perché che è buon, perché che il suo buon cur è per sempre. Il re e tutto il popolo i sacrificarono vittime al Signor. Il re Salomon all'uffrì un sacrificio 22.000 bus e 120.000 pioris. Così il re e tutto il popolo a dedicare il tempio. I predis funzionavano, i levizi con tutti gli strumenti di musica fatti dal re David a laudare il Signore, perché che il suo buon cura è per sempre. Cantando i laudis componuti di David. I predis suonavano gli strombis denanda ai levizi e tutti i figli di Israele erano in pies. Salomon al consacrare il cortile di dentro in faccia dal tempio. Lì all'uffrì olocausti e il gras dei sacrifici di comunione, perché che sull'altar di bronzo, fatto di Salomon, non arrivavano a stare olocausti, li suffiertis e i gras. In che volte Salomon al fase feste per 7 dies, tutto Israele dei entrate di Amat fino al rio dall'Egitto, un'assemblea grandonone, a ieri con lui. Te ottave giornate a fare in grande convigne, stan che la dedicazione dall'altar aveva durato 7 dies e 7 dies anche la festa. Ai 23 dal 7 mese, Salomon al mandà in daur il popolo per che tornaste sostiasis, tut content e col cuore gionde per ben che il Signore aveva dato a David, a Salomon e al suo popolo Israele. Salomon al finì il tempio e il palazzo, al portare il colm che aveva destinato di fatte chiese dal Signore in tesò. Il Signore comparì via pegnotta a Salomon e disse: «Ho ascoltato la tua preghiera, mi hai scelgiuto che sluc tante chiese di sacrifici. Sossierai il ciel e non vignerai più il ploe, se urderai ordine ai zupes di diluviare la campagna, e somandarai la peste fra mies dal mio popolo, se il mio popolo, che è stato clamato il mio nome per zore di lui, si umilierà, s'alprearà e s'al tornerà a cirì la memuse, e perdonerai il suo peccato, e tornerai a mettere in sest la sotiere. Come i miei voi son vierzi, e le mie sorelle attenti alla preghiera fatta in questo luogo, come io mi sono scelgiuto, e ho fatto santo che templi, perché la mia presenza resti sempre lì. Lì saranno sempre i miei voi e il mio cuore. Se tu camminerai dinanzi di me, come che l'ha camminato David tuo pari, fasince che ti hai ordinato, e tu metterai in vore le mie leggi e i miei ordini, o rinforcerai la sente al tuo ream, come che hai promettuto a David tuo pari, quando gli hai detto: non ti mancherà per mai un discendente che regni in Israele. Ma se voi altri o la reis fur di strade, o buttareis di bande i comandi e le leggi che io usai mettu denandi vuatris, e o lassareis e la reis a buttassi cui Dios fores, e a ingenoglassi denandi lor, io os fasarai sparire tiere che usai dade, e o butterai di bande che stempli, che hai consacrata al mio nome. Lo fasarai diventare un'eliende, che tutti i popoli e varanno a vonde ce sbelealu. Riguarda che stempli, già così sflandoros, tutti che passeranno da proof, arresteranno e adisaranno. Perché poi il Signore agli allagit così con queste tiere, con questi templi? E risponderanno: perché che han buttato di bande il Signor Dio dai loro vons, che io aveva fatto saltare fuori de tiere dall'Egitto.
e a son lazza impeolassi cui Dius foresti, buttansi denandi lor e servintio. Parchest, lui alla fat plombà parzore di lor, dutis chestis disgracis.